È stato il presidente del Veneto Luca Zaia a mettere in funzione le nuove paratie mobili nel bacino di laminazione di Caldogno, un nuovo importante passo verso il completamento di una delle maggiori opere cantierate dalla regione per fronteggiare l'emergenza alluvioni dopo i disastri, lo ricordiamo, del novembre 2010, quando gli argini del Bacchiglione non ressero il flusso devastante dell'acqua e tracimarono devastando i paesi del Vicentino e del Padovano. Un'opera definita pilota. Un progetto pilota, 41 milioni di euro di opere, 3 milioni e 800 mila metri cubi invasati, 106 ettari. E è quello che avevo promesso, che avevamo promesso, penso che qui si veda evidentemente cosa abbiamo realizzato. È una delle tante opere a tutela dal dissesto idrogeologico. Voglio anche ricordare che in questi anni noi abbiamo messo in cantiere 714 opere per un totale di 866 milioni di euro. Si è concluso tra l'altro anche in anticipo, almeno questo primo step, coinvolgendo anche moltissime aziende venete. Sì, sono 34 le aziende che hanno lavorato qui all'interno, una cinquantina di dipendenti tutti i giorni e direi che anche questo è un bel segnale, no? Cioè una opera made in Veneto per i veneti. Ma progetto pilota anche per come è stato concepito in materia di indennizi delle terre dei privati adibite a bacino, come ci spiega il sindaco di Caldogno, Marcello Vezzaro. E qui si è stabilito di dare degli indennizi, non di espropriare completamente i terreni, proprio perché venga data la possibilità a chi ha la proprietà dei terreni di coltivarla e coltivarla anche meglio di prima. E questa è una scommessa che noi abbiamo portato avanti con la Coldiretti, una scommessa che noi crediamo sarà vincente. Il bacino verrà completato entro l'autunno prossimo, anche se è già funzionante. Termine di tutto questo? Questa è un'opera che già funziona, se domani si avesse la necessità di aprire quelle paratoie che sono state aperte così simbolicamente stamattina, l'opera funziona. Quindi noi sappiamo già che questa può essere già una prima messa in sicurezza di Vicenza.